Adesso mi viene facile dare la parola a Giovanni Della Valle del Scottish National Party. Salve a tutti, vi porto i saluti dello Scottish National Party. Lo Scottish National Party appoggia l'indipendenza del Veneto, va bene? Io sono membro dello Scottish National Party, lavoro moltissimo per portare la questione meta fuori dai confini dell'Italia, per cui ho organizzato una prima marcia, una prima partecipazione della delegazione veneta alla marcia di Edimburgo per l'indipendenza della Scozia. C'è un referendum l'anno prossimo, il 18 settembre, proprio per l'indipendenza della Scozia, dopo 300 anni. L'anno scorso abbiamo avuto un successo enorme, siamo riusciti a portare i nostri ragazzi sulla prima pagina del San Italia. Quest'anno è andato ancora meglio, perché abbiamo anche Gianluca naturalmente, e sono venuti diversi, tutti i leader e i rappresentanti di movimenti indipendentisti veneti, quindi c'è stata sia visibilità internazionale, abbiamo avuto servizi intero sulla Scottish Television la domenica, il giorno dopo della marcia del 21 settembre su di noi, siamo stati citati persino da Al Jazeera, e abbiamo adesso, oggi proprio mi chiamava il direttore dello Scozia Independent, un servizio intero sull'indipendentismo veneto, e questo è l'organo ufficiale dello Scottish National Party. Quindi anche in Scozia si sa che consistente con questione di 20 vuole l'indipendenza, e soprattutto che si sta andando verso un referendum. Mi ha fatto particolarmente piacere sentire questa sera come cittadino UK, perché praticamente sono residente e cittadino britannico, come membro dello Scottish National Party e come anche ambasciatore del Business for Scotland, la piattaforma di imprenditori indipendentisti scozzesi che parlerà a Venezia il 26 ottobre, quindi è importante, spero che possiate venire anche là ad ascoltare, per il lancio anche di Veneto Business, che è la piattaforma di indipendentisti veneti che in qualche modo si ispira al modello scozzese. Sono progetti interessantissimi, sono nati proprio a Edimburgo durante la nostra partecipazione. Edimburgo è stato un laboratorio di progetti e di idee in cui noi abbiamo anche allestito una ambasciata della Repubblica Veneta, Simborio, il centro di Edimburgo, quindi anche per richiamare più interesse e più visibilità. Ma mi ha fatto particolarmente piacere sentire il discorso del sindaco Piazza, se non sbaglio, il signor Piazza. Perché? Perché noi dello Scottish National Party siamo un partito di sinistra. Siamo un partito sostanzialmente socialdemocratico. Il discorso che ha fatto l'amico Piazza è lo stesso discorso che si sente a fare tutti i giorni dalle amministrazioni locali dell'SNP in Scozia. La Scozia, l'SNP è di colore giallo politicamente, si riconosce quel colore lì, no? I laburisti sono rossi e i conservatori sono blu, ok? Ci sono più panda in Scozia di amministratori conservatori, ok? Titolate lo zoo, ovviamente, di Edimburgo. I laburisti hanno qualche roccaforte in Edimburgo e a Glasgow, soprattutto nella zona industriale di Glasgow, un po' da Milano della Scozia. Tutto il resto è giallo. Va bene? Voi girate le Highlands, sono al 100% gialle. Per trovare i liberali democratici dovete andare su a nord-est sulle Orcadi, quasi vicino al circo polare artico, di Capodanno, che sta un po' già sai, e così mi ho pescato gli altri. Nel resto della Scozia invece comanda proprio lo Scottish National Party. Se l'amico Piazza viene su a Perth con me la settimana prossima, per fare un esempio, dove c'è il congresso annuale dello Scottish National Party, sentirà che i politici parlano dei problemi della gente, parlano di come fare i ponti, di come fare le scuole, di
di come abbassare le tasse, di come delocalizzare le risorse, di come appoggiare le piccole e medie imprese. Non si parla di Goldman Sachs, non si parla di grandi banche planetarie, totalitarie, che in qualche modo devastano, hanno devastato l'economia del pianeta. Non si parla di principi etici orwelliani che vengono in qualche modo imposti alla gente politicamente corretto, queste cose qua. Abbiamo un sacco di immigrati che sono tesserati con lo Scottish National Park, quindi non è un problema etico. Si parla di ridare alla gente del posto la libertà di decidere per le cose che li riguardano, quindi risorse, quindi imprese, lavoro, pensioni, giovani, l'università, la scuola, nessuno dei problemi proprio della gente. Ripeto, è sorprendente che in Italia gran parte della gente faccia così fatica a recepire quanto il modello localista, se uno ci pensa, potrebbe essere persino una nuova ideologia di sinistra del XX secolo, in un certo senso, perché è la più vicina alla gente, la più lontana in questo momento dal modello liberista, se volete, totalitario, orwelliano, che ci viene imposto da questo piccolo gruppo, questa minoranza di persone, tipo Goldman Sachs, con i loro amici Monti, eccetera, che girano per Bruxelles, che gli impongono delle tassazioni incredibili per salvare sempre il loro gruppo di amici. Sto parlando in questo momento, sto facendo un discorso di sinistra, però sono di sinistra. Quindi è molto strano quello che succede in Italia. Io una volta che in Italia devo spiegare poi ai miei, ma come mai quelli di sinistra non sono di destra, dovrebbero essere i primi a essere dalla parte della gente. Essere dalla parte della gente non significa essere xenofobi, tutt'altro, significa essere dalla parte di quella comunità, che poi in quella comunità vivano gran parte di venti autoctoni e parlino giustamente la lingua che hanno imparato dai loro genitori, o vivano immigrati che in qualche modo si sono integrati in quella comunità, non ha importanza. La capacità, la libertà decisionale alla gente del posto, quindi vivere anche in modo più umano. Le imprese, piccole e medie imprese sono aumentate del 9%, le aperture di piccole e medie imprese in Scozia negli ultimi 2 anni sono i primi a uscire dalla recessione, abbiamo battuto persino l'Inghilterra. Quindi il modello localista sta diventando effettivamente, e non lo dicono i giornali purtroppo, l'ha scoperto Gianluca all'ambasciata su Edimburgo leggendo l'Huffington Post e ha detto guarda, sta parlando del modello localista come un nuovo movimento che sta in qualche modo coinvolgendo grandi aree del mondo, quasi un nuovo paradossalmente movimento globale, però in antitesi con un certo tipo di globalizzazione come quella che vi sta reprimendo in questo momento, sia a livello economico, sia a livello sociale, sia anche a livello etico. Va bene? Quindi è importante che si capiscano queste cose. Ora vi invito a riflettere su questa esperienza, a venire a Venezia possibilmente il 26 ottobre dove lanceremo questa nuova piattaforma, Veneto Business, e vi renderete conto che qualcosa di nuovo sta veramente sorgendo che riguarda un po' tutto il modo di vedere la vita nel XXI secolo. Va bene, guardate che questo secolo finisce con più paesi di quelli che ci sono adesso, più nazioni di quelli che ci sono adesso, un pochino più piccole, che era poi un sogno tra l'altro di un famoso prete cattolico, Don Milani, mi pare uno dei suoi discorsi del 1966, quindi prospettava un mondo più pacifico, ha necessità di comunità un pochino più piccole, gli attuali imperi che sono sempre in guerra per